Nell'Alta Marca Trevigiana, ma non solo, il fenomeno della proliferazione degli ungulati, in particolare dei cinghiali, è esploso negli ultimi anni. Ecco, quali sono le possibilità per limitare e arrestare questo fenomeno? Guarda, il problema è nazionale. La cosa sorprendente è che a livello nazionale nessuno se ne sta occupando di fatto. L'agricoltura ha registrato molti danni. In alcune regioni l'ente regione non riesce a sopperire ai danni perché i soldi investiti sono minori dei danni subiti. Quindi non solo danni all'agricoltura, ma anche per esempio incidenti stradali. Ci sono stati incidenti stradali anche mortali, ci sono stati cinghiali nei parcheggi fuori dai centri commerciali di Roma, cioè stiamo parlando veramente di un fenomeno allarmante, dove la gente ha mollato la borsa della spesa perché i cinghiali stavano puntando a quelle borse. Ecco. Nella Marca Trevigiana i cinghiali sono in netto aumento, anzi non c'erano proprio, cioè sono arrivati e hanno proliferato, si sono aumentati di numero e l'unico, io credo che ci sia un solo sistema e da questo punto di vista non sempre trovo accordo per esempio con gli amici del WWF che la pensano diversamente, però io credo che il numero vada controllato e l'unico modo di controllarlo è una caccia non tradizionale, perché il cacciatore tradizionale punta alla preda grossa ovviamente, quella che ha anche il trofeo importante con le zanne molto vistose così, ma è necessario invece percorrere la strada della caccia di selezione che prevede il prelievo su tutte le fasce di età, perché è successo questo, sono arrivati cinghiali, sono stati importati qualche volta illegalmente dai paesi dell'est, per esempio dall'Ungheria. Lì hanno dimensioni doppie rispetto al cinghiale italico e quindi fanno il doppio dei danni, si riproducono anche molto di più e ci stiamo accorgendo noi che nel Veneto i cinghiali non li conoscevamo nemmeno. La mancanza del predatore naturale può essere anche una delle cause della proliferazione. Questo certamente, tutti gli erbivori hanno bisogno di un elemento naturale o più elementi che ne controllino l'espansione, altrimenti si espandono all'infinito. Ma diciamo anche questo, è ritornato anche il lupo nelle nostre colline e nelle nostre montagne. Ecco, la base alimentare del lupo in Toscana è stata fatta una campagna di recente di raccolta di feci di lupo per capire cosa stesse mangiando. Ecco, la base alimentare è il cinghiale, quindi io credo che il ritorno del lupo anche da queste parti acquisti proprio il significato di contribuire a un riequilibrio naturale.